potrebbe essere vicini alla svolta nel caso del cadavere senza nome trovato nei boschi della Val di Fiemme. I tatuaggi divulgati la scorsa settimana dai carabinieri per cercare corrispondenze con le persone scomparse hanno dato i primi riscontri. Come si era supposto fin dall'inizio, l'uomo senza nome potrebbe essere originario del Padovano e più precisamente dall'area dei Colli Euganei. I vistosi tatuaggi che richiamano simboli celtici sono stati riconosciuti da una persona che li ha associati ad un amico che per età e caratteristiche fisiche corrisponde all'uomo trovato senza vita ad inizio maggio in un'area boschiva del comune di Castello Molina di Fiemme, morto di stenti dopo un lungo periodo di digiuno, testimoniato da un diario ritrovato proprio vicino al cadavere. La morte dovrebbe risalire allo scorso 4 ottobre, data in cui il diario si interrompe. Anche la famiglia dell'uomo, che vive nella Bassa Padovana, è stata avvisata, ma prima di avere la conferma ufficiale dell'identità dello sconosciuto si attende l'esito dell'esame del DNA, che dovrà accettare o meno che si tratti del padovano. Una risposta che potrebbe arrivare già la prossima settimana.